un interessante convegno, un congresso, un aggiornamento professionale sulla riabilitazione ad Agrigento. Ecco, a che punto siamo? Siamo in mezzo al Riabilitac 2023, materialmente stiamo affrontando argomenti di interesse soprattutto per quanto riguarda pazienti affetti da disabilità di natura neurologica. Abbiamo coinvolto principali esponenti della riabilitazione e della neurologia, ma anche della clinica a livello regionale e anche a livello nazionale, e stiamo provando ad approcciare quelle che sono le difficoltà dei pazienti e provare insieme ai medici di famiglia e ai medici specialisti a trovare quelle che sono le soluzioni più efficaci alla disabilità delle persone affette appunto da patologie neurologiche. Riabilitazione non solo fisica degli arti, ma anche neurologica per anche i casi di ictus, insomma nella complessità del suo insieme. Sì, l'intenzione è proprio quella di spostare l'attenzione non soltanto e tanto sulla patologia, ma soprattutto sulle persone, sul contesto sociale e familiare, in modo da riuscire a incidere maggiormente sulla riduzione della disabilità, delle patologie, e in modo tale da coinvolgere maggiormente questi pazienti, una volta affetti, appunto a risolvere la loro problematica nella migliore condizione possibile. Lei gestisce il primario di un reparto proprio qui in ospedale, qual è il quadro un po' della situazione del nostro territorio? Il nostro territorio, come tutto quanto il territorio nazionale, paga una situazione della sanità che è sicuramente difficile, sia in termini numerici che in termini appunto di entità di risorse disponibili. Diciamo che mi permetto di parlare a nome di tutta la sanità agrigentina. Proviamo a dare il miglior servizio possibile, sicuramente considerando che appunto il momento storico non è di certo tra i più felici. Ci prepariamo se non altro ad affrontare una serie di difficoltà numeriche e speriamo che la situazione... Spesso c'è una richiesta maggiore di quella che è l'offerta, no? Sicuramente sì, nel senso che l'offerta risente della disponibilità chiaramente di medici che al momento rappresentano il punto. Anche perché c'è una richiesta dovuta anche a una certa buona nomina del suo reparto. Sì, quello fortunatamente diciamo che possiamo vantare un buon risultato dal punto di vista dei risultati ottenuti con i pazienti, con i disabili, e rispondiamo a quelle che sono le esigenze e i bisogni dei pazienti fondamentalmente, quindi proviamo a farlo sempre nel migliore dei modi. Parliamo appunto di questo congresso, dottore, lei ha una grande esperienza ad Agrigento nel suo settore, un congresso che ha avuto momenti anche di alta informazione medico-scientifica, insomma traiamo le conclusioni. Allora, il congresso devo dire che è stato articolato in maniera mirabile dal dottore Crepanzano, perché ha centrato dei temi importanti nell'ambito neurologico della patologia del movimento, coinvolgenti dal punto di vista sia della multidisciplinarità sia anche della complessità e fragilità di questi pazienti, e quindi dell'approccio multidisciplinare e riabilitativo che si ha in questi casi particolari. Mi riferisco ad esempio ai pazienti con sclerosi multipla, che sono spesso pazienti giovani con lesioni neurovegetative di tipo infiammatorio del sistema nervoso centrale, che ovviamente poi, se colpiscono soggetti giovani, ovviamente compromettono sia le capacità motorie, che spesso anche di tipo neurosensoriale, ma anche poi coinvolgono la vita sociale, la partecipazione nell'attività della vita sociale, ma anche nella scuola, nel lavoro, eccetera. Altro aspetto importante è stato anche focalizzare l'attenzione negli altri pazienti più complessi, che sono i pazienti con Parkinson oppure pazienti con posthum ictus. Ad esempio, oggi è stato affrontato l'argomento su quali sono i sintomi che possono essere colti nella fase iniziale della patologia per una prognosi fausta, quindi migliore ai fini riabilitativi. L'aspetto importante è poi l'approccio complessivo alla comorbilità, cioè quelle malattie che accompagnano spesso i pazienti cronici, cercando di sviluppare temi, quale ad esempio quello della disfagia, che è importantissimo nei soggetti con lesione del sistema nervoso centrale, con emiplegia. Cogliere questi sintomi della disfagia significa alimentare il paziente in maniera corretta e soprattutto evitare il dimagrimento, le complicanze dovute all'alimentazione scorretta, che ovviamente poi compromettono anche le capacità di recupero. Sapere istruire anche
i familiari, cioè gli assistenti, che devono cogliere nella fase precoce anche quei disturbi che sono importantissimi come, ripeto, la disfagia, perché compromettono spesso la vita stessa del soggetto per le complicazioni che la disfagia può dare quando non si deglutisce bene e quindi l'alimento penetra nelle vie aeree superiori e questo compromette poi e dà luogo a polmoniti, a bingestis o a problemi anche di soffocamento. Tutti questi argomenti che ovviamente toccano aspetti diversi della disciplina sia riabilitativa ma anche specialistica, coinvolgono ovviamente anche i familiari che devono collaborare in questo progetto riabilitativo.